Buongiorno Baldini, buongiorno. Come stai? Bene? Io sto bene. Allora, prima di cominciare la puntata, tu lo sai che oggi per noi è un giorno particolare. Molto. Un giorno particolare perché io adesso cederò il microfono a Donata Tarabusi. Sì. Ok, posso, signora Donata? Perché c'è una cosa a sorpresa che io ho saputo da poco. Bene. Senza signora, perché mi dà troppa importanza. Donata. Bravo. Allora, la signora Donata, prego, si racconti, signora. La signora Donata è semplicemente la figlia di un fiorentino come lui, grandioso. Cattivo quasi come lui. Ah, sì? Bene. Di due grandi autori, sono la figlia di uno dei due, di Scarnici e Tarabusi, la figlia solo di uno però. Sono stati censurati, pensate nel 54, 59 furono pensate censurati. È finita un 2-3 per colpa di quella famosa cosa della sedia di Gronchi. Non vi ricordate niente perché non eravate nati? No, il 59 sono nato proprio. E quel giorno della sedia sei nato, ma non hai visto un 2-3. Pensavo fosse nato il giorno del cavallo. Esatto, invece no. Molto velocemente Gronchi venne alla Scala nel Palco Reale con De Gaulle la sera di Sant'Ambrogio dell'inaugurazione, però tolsero la sedia a Gronchi, quindi siccome non era altissimo non si vide più e si vide De Gaulle solamente. L'avessero fatto a me. La sera dopo c'era per caso un 2-3, proprio per caso, e Vianello tolse la sedia a Tognazzi dicendo ma tu chi ti credi di essere? No, quindi chiaro riferimento a e da lì quello. ci fu un'interpellanza parlamentare, si riunì tutto il governo e decisero, anche perché la sera dopo Tarabusi tolse la sedia a Scarnicci perché erano proprio impenitenti, quindi volevano proprio smettere. Certo, infatti. E allora, come faremo noi tra un po'? Marini, senti cosa ci deve dare la signora? Mi devo dare questo premio che è importante, devo dire, perché è l'unico premio dato alla comicità in Italia. Quindi è unico. Quindi noi adesso ci alziamo. Ci alziamo in piedi. Eccoci. Ci alziamo. La signora Donata ci consegna i premi in diretta su Radio 2. Dovete aprirli perché ci sono i nomi, quindi non so che nome c'è dentro. Che c'è scritto qui Marco Baldini, è giusto? Grazie. Perché siete troppo simili come comicità a quella di Scarnici e Tarabusi, di Tognazzi e La Vianello. ringrazio e la bacio anche. Il troncio, becca di sto troncio. come il libro che è appena uscito adesso in questi giorni. Noi ringraziamo. Si chiama Il troncio e i trucoli, per la Baldini e Castoldi, è uscito ieri e quindi ve lo dico. Grazie. Vi do un bel bacio perché ve lo meritate. Bravo. Grazie ancora, grazie di cuore, grazie. Allora io metto il troncio qua. Voglio dare un bacio anche al maestro Cremonesi. Signora, deve andare, per baciare Cremonesi deve andare lì in gabbietta. Anche se non mi ha suonato, se non mi ha suonato Lelio Luttazzi, anche se non mi ha suonato Lelio. Ecco, in questo momento Cremonesi si occhio alle avvicina. pulci, signora. La signora come premio gli dà un pacchetto di noccioline. Vai. Allora, possiamo cominciare? Possiamo mettere la sigla? Arriveranno un sacco di ospiti. 2, 1, sigla! Allora amici, siamo pronti per cominciare? Viva Radio 2! Ciao Baldini! Allora, parlare di calcio ancora oggi basta. Tra l'altro diciamo gli ospiti che avremo, ci sarà Castoldi. Tu sai che Castoldi non è Baldini e Castoldi. No, infatti non è Marco Castoldi in arte Morgan. Sì. Poi ci sarà Diego Vadantuono in arte Diego Vadantuono è un parente, sì, ormai è un parente e poi ci saranno gli Aram Quartet, i vincitori di X Factor. Esatto. Cremonesi? Ci sono i vincitori di X Factor. Tu sai qualcosa di X Factor? Abbiamo preparato delle cose. Cosa hai preparato? Hai preparato con loro? Abbiamo preparato Bohemian Rhapsody e Per Elisa. Bravo, ma ti sei sforzato proprio zero. Hai fatto. Era meglio che. Guarda, si fa quel che si avessero portato una base era meglio. Comunque, insomma, avremo a che fare con musicisti veri, perché gli Aram Quartet credo che provengano dal conservatorio, hanno studiato musica, a scuola di canto. Vero? Sì. No, a chi lo chiedi? Ancora non ci sono, scusami. No, scusate un attimo. Attenzione. Scusate un attimo, non ci posso credere. Neanch'io. Ma è quello vero?
Allora, siamo in radio e devo spiegare. Sì. È arrivato a sorpresa, accompagnato da 26 generali. Sì. In divisa, fra l'altro. No, ce l'ho davvero un generale in divisa, guarda. Eccolo là. Signori, il ministro della difesa, Ignazio La Russa, buongiorno. Ciao Rosario. Io sono un po' imbarazzato perché solitamente quando un personaggio che uno fa la radio si presenta in carne ed ossa. Qua, come va, ministro? Tutto bene? Carne un po' ingrassata, in effetti. Lo sento, non sono proprio. Non riesco a non farlo. Ma ci assomiglia secondo te? Secondo me sì, molto. Allora ti devo dare una notizia subito. Perché qua intanto? Mia moglie è disperata. Sono venuto perché la chiamano alla barda? No, quello ormai le piace pure, le piace. Ah sì? Anzi ormai lei si presenta come alla barda. No, il problema è un altro. Ama la tua trasmissione, tutti in famiglia la seguono, tranne me che non lo posso mai sentire per gli orari. Quando è accesa la radio, il cane, quando tu parli con la mia voce, credi che sia io, si mette ad abbaiare, non smette più. Ma non ci credo! Ti giuro, il cane si chiama Fiamma. Giustamente, non poteva chiamarsi Falce. Fiamma. Certo. Come si può chiamare? È un cagnolino piccolo piccolo. Ora, avere il ministro della difesa. Inoffensivo quasi. Ti senti sicuro, no? Sì, mi sento sicuro, certo. ma nei giorni in cui abbiamo una visita importante, ma lo incontrerà? Chi? Come che? Bush. Bush. No. Ah no? No, penso di no, non so, per strada magari. Perché gira? No, non è previsto nessun incontro, lui incontrerà il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, non è previsto che incontri noi ministri, no. Ma voi vi incontrate tra di voi, no? Il Ministro della Difesa italiano con il Ministro della Difesa americano? Ci incontriamo in questi giorni a Bruxelles. Posso venire? Sì. C'è quella spagnola, visto? Però vedi, quello è un ambiente militare, un ambiente di uomini. Mica vero, quella spagnola è una biondina, no? Ma non c'è, però non c'è, perché ho detto che l'unica cosa che non posso fare è inseguirla, non riesco a essere incinta. Baldini muore. Lì non posso fare. Però voglio dire, uno che viene si chiama Fiorello. Certo. Può stare in un ambiente militare, secondo me? Non è da uomo. Dovrebbe venire col suo vero nome. Venisse come Rosario, allora potrebbe venire. Fiorello è un po' equivoco, parliamo di cose. Possiamo fare due domande serie? Domande serie. Ho letto da qualche parte che lei, ministro, aveva proposto di fare il servizio militare di nuovo. C'è una roba tipo 1 mese e mezzo, come fanno? No, questa è una cosa seria. È una cosa seria, non di fare il servizio militare di nuovo. A me piacerebbe molto poter studiare, lo stiamo già facendo, un'ipotesi di scelta assolutamente volontaria. Io sin da ragazzo sono stato contro l'esercito obbligatorio, cioè contro la leva obbligatoria, perché ho sempre ritenuto che fosse il modo per allontanare i giovani dai valori che possono venire dalle forze armate. Allora, ferma restando la volontarietà, io credo che molti giovani e anche molti genitori potrebbero aiutare a quelli che non sono convinti, avrebbero piacere di farsi magari meno di 1 mese in estate uno stage atletico-militare in cui guarda che non pensaci un po' bene. Io mi segno in cavalleria, io nelle trasmissioni in cui oltre alla preparazione atletica e anche un po' di disciplina militare si impari qualche cosa di educazione civica, certi valori, l'amore per la patria, cosa vuol dire, cosa rappresenta la bandiera, cosa rappresenta la solidarietà, in modo che magari quando finisce quel mese uno sia orientato a fare azione di volontariato a favore dei più deboli, che è una cosa che i militari fanno ogni giorno. Che cosa ne pensa l'opposizione di questo? Penso che ne dicono. Fassino che dice? Si litiga sempre lei con Fassino. Ma Fassino il militare non l'ha fatto. Sarebbe riformato anche nell'esercito. È sottopeso. No, scherzo, questa è una battuta cattiva. Non credo che siano pregiudizialmente contrari, anche perché è volontario, nessuno dice chi vuole va, chi non vuole non ci va. Secondo me il problema, se lo facessimo, sarebbe di limitare il numero, perché solo io mi sono sciroppato 12 mesi. Perché io no? E perché io no? Dove l'ha fatto il militare? Io ho fatto però l'allievo ufficiale
volontario, quindi. Quindi lei dava gli ordini? I primi 5 mesi li prendevo, e come? Ma non come voi che eravate imboscati in qualche fureria. Io facevo il corso fureria? Io facevo caporale. Lagunari. Ero caporale. Sì. Per quello sei diventato di sinistra. Per quello. Lagunari sono una delle forze più di destra al mondo. No, ma non sono più di destra, più efficienti al mondo del. Ministro Ignazio, mi scusi. Sì. La chiamo Ministro Ignazio. Lui è un comunista fervente di quelli veri. Fervente. E teniamolo, è una via in Rai, una razza in via di estinzione. Quindi. Mi mettono sotto una teca tra poco. Il cane di La Russa sta ascoltando la radio, ha detto alla moglie di Ignazio: oggi c'è uno con la voce più strana del solito. E vabbè, prendiamola a ridere. Però una domanda sulla nazionale, visto che nazionale gliela dobbiamo fare. Come la vede la Romania? Beh, vedo benissimo Chivo. Ieri ho visto un grande Ibrahimovic. Mi consolo con i giocatori dell'Inter. Mi consolo con la Romania la vedo. Qualunque squadra in questo momento la vediamo fortissima rispetto a Però una buona parola per Donadoni. Però siccome Donadoni è anche un amico, intanto forse avrà capito anche lui che qualche cambiamento un po' più coraggioso lo deve fare, perché lasciare, il secondo tempo già ci eravamo vicini, invece ha tolto solo il povero Materazzi, che non mi pare fosse il più colpevole di tutti. Ma lì è un po' tutta la... Comunque in questi casi si riparte da zero al grido di Forza Italia, che non c'entra niente però con la politica. Perché lui è un altro partito, dunque. Allora facciamo così: Forza Azzurri, lo possiamo credere? 1, 2, 3, Forza Azzurri! Ma io non ci posso credere. Il nostro ministro della difesa serve veramente. Allora io la voglio salutare, però devo farle sentire una cosa, ministro, che in questi giorni impazza. Giù. Sì. Giù. Mi incontra e mi fa mitragliare. Figurati il cane ora, si sente questo che salti che fa. Allora io metterei il pezzo che noi abbiamo fatto qua, che è l'Ignazio Giuè. Se voi andate su YouTube ci sono 30.000 contatti. C'è anche il filmato. Io me l'ha fatto vedere mio figlio Lorenzo, che ha 12 anni. Lorenzo si chiama? Vabbè, ma il secondo nome lo sai qual è? No, qual era il secondo? Cocis. Cocis. Perché il primo è Geronimo, il secondo si chiama Lorenzo, secondo nome Cocis. Il terzo si chiama Leonardo, poverino, non li chiami questi strani nomi, però il secondo nome è Apache. Questo non lo sapevo. Gli piacciono gli indiani. Allora, noi che c'ha da fare adesso? Dove deve andare? Niente, la riunione congiunta di Commissione Difesa e Esteri per la prima volta sulle missioni. Robetta, se non arrivo puntuale mi scuoiano vivo. Senta, una considerazione devo fare. Non pensa che lei adesso, lei è venuto qua a Viva Radio 2, un programma di varietà, adesso le diranno ministro non può andare. Sì, può darsi che qualche scemo lo dirà. Già li ha messi a posto. Ma io credo che il modo migliore di fare politica è essere seri quando ci sono da trattare gli argomenti seri, essere come tutti gli altri amante magari della satira, perché nella mia natura quando c'è da divertirsi e da sentire gente divertente come voi qualunque cosa dica. Grazie. Grazie. Signori, salutiamo il ministro della difesa Ignazio La Russa al grido di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diciamolo! Bombardare! Cingolato! Autofritto! Napalm! Marciare! Anfibio! Mitragliatore! Torpediniere! Torpediniere va bene! Macio! A questo giro di rispetto! Ascella sodata! Acqua raggia! Mutande ragno! Alla barda! Laura, ciao!
ragazzi, senza calze, a callo vivo, in marcia, Ignazio, Paracarro, filo spinato, mitragliatore, ora non poteva mancare, olio di rigino, benzina agricola, bellissimo, manganello, mototrebbia, pigiama mimetico, avanti, maggio, coperta di maiale, sugna sui capelli, giugulare, pennello cinghiale, piramidone. E la supposta il piramidone. Giacomo è un nome da uomo, diciamolo, anzi, diceterelo. Ecco qua mi fa morire qua. Ok ragazzi, ora ancora più da uomo, i peli del petto si strappano ogni 2 battute. Se riuscirete a farlo d'ora in voi sarete dei veri uomini, proprio come me. E sarete dei veri seguaci di Ignazio, diciamolo. Va bene, ciao, grazie a tutti. Eccolo qua. Grazie al ministro Ignazio La Russa. Grazie. Gli unici che sanno fare satira senza mai offendere nessuno. Fate loro un applauso, se lo meritano. Grazie. Salve a tutti, salutiamo, ciao. Ciao Ignazio. Allora, oggi è stato questo inizio a sorpresa. Guarda come corre. Certo, 80 persone lo stanno aspettando, capito? Allora, oggi sforeremo un po', Sì. purtroppo Cremonesi ancora non capisce quello che è successo. Non sa chi era questo signore qua. Non gliene frega niente, lui sta pensando che devo fare il suo stacco musicale e non la faccia. C'ha in testa allora, sappi che sta arrivando Morgan, e Morgan è uno sopraffino. Molto critico anche, su come la gente suona. Se suoni male si manda a quel paese. Te lo dice, poi te lo dice, ok? Allora, sei pronto? Signori, la nostra colonna sonora capitanata dal folletto della Salaria, Enrico Cremonesi. Wow. Il caro buon vecchio Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Dai, I think I'm sexy. Come va Cremonesi? Tutto bene? Benissimo, grazie. Abbiamo 3 fiati che sembrano 20 perché sono proprio bravi. Sono 3. Menzioniamo i fiati perché in questo caso Ambrogio Frigeri al trombone, Daniele Giardina alla tromba e Michael Rosen al sax. E alla chitarra c'era anche Sardo e Johnny, il nostro detto anche Aldi Pecora. Esatto. Al basso c'era Carmelo Sgro, alla batteria Massimo Pacciani e al menestrello lì il nostro Enrico Cremonesi. Allora, vogliamo subito cominciare il primo dei nostri ospiti che è appena arrivato, l'ho appena visto, Diego Badantuono. Eccolo. Eccolo qua, il parente. Come stai? Tu come stai? Tu? Tutto a posto? Sembri quello di Nirvana, il film. Nirvana? Sì, perché non è Nirvana, la versione. Nirvana le ecco, tu parla di Anal e cose varie, Cremonesi ride. Si vede che c'è il suo perché. È una bella battuta. C'era il suo motivo di ridere. Ho visto una volta una vetrina, c'era Nirvana e la caricano in 101. Ma dai! Biancaneve sotto i nani, possiamo andare avanti. Dai, ormai siamo alla fine, siamo come gli ultimi quello giorni che ho fatto io li posso dire. Certo, sai che oggi conosci Morgan, tu verrà Morgan. Sì, lo conosco. E gli Aran Quartet li conosci? Li ho seguiti sempre. Ma vero, anche da prima che andassero lì. Ma davvero? Quando erano Ternet, ancora prima quando... Amb, gli Aranamb, e gli Aran One. Prima non c'erano ancora. Senti, scusa Diego, volevo presentarti una signora che abbiamo conosciuto io e Baldini questa mattina al bar prima di entrare. Voglio dire una cosa, ma come la raggiungete questa temperatura qua? Quale perché non c'è nessuno studio del mondo che ha questa temperatura. È caldo? No.
Perché è freddo? No. Sembrava caldo. C'ho 2 trote sotto l'ascella. Guarda Diego, guarda chi c'è. Allora, la signora abbiamo conosciuta al bar, dai il microfono, Sasà. Come si chiama, signora? Buongiorno a tutti, sono Junko Kojima, vengo dal Giappone. È Junko Kojima. Sì. Junko Kojima ci ha visti stamattina al ti ha chiamato Fiorello San. Ma ha chiamato Fiorello San, io non O San Fiorello poteva essere. essere. Esatto. Fiorello San, santi come li chiameranno? Chissà come. Io mi aspettavo che cominciasse a dirmi metti la cera, leva la cera. Sì, infatti, e lei è in Italia, vero? E segue il nostro programma. Sì, qui no, in Italia. Sto studiando all'università qui in Italia. Veramente io sono appassionata di Fiorello. Sono veramente stamattina. Che in Giappone ora parte. In Giappone si chiama origami lui, vero? Cioè, non si perché chiama lei ha cominciato lenta e poi lì al bar e si sono girati tutti, ti ricordi che abbiamo fatto stamattina? Mi ricordo molto bene, sì. Allora, troppo emozionato questo. Guarda, ora lenta, ora parti piano piano, prego. Sì. È vero? Come sei? Allora, un attimo. Ich, ni, sa, shi, go. Che sta facendo? Io sto calmando da solo. Come si fa? Si calmi. Un attimo. Sì, silenzio. Allora, sì, mi ricordo molto bene. Sì. Stamattina io ho incontrato Fiorello San. Esatto. Sì. E mi ha dato un bacio anche. Sì. E io gli ho fatto anche una firma. Sì. Ma il CD gliel'ho regalato io, ricorda te. Calci del Giappone, scusa. Senti, conosce Diego? Certo. Ma anche lui conosce? Certo. Ma da quanto tempo stai in Italia? Circa 4 anni. Una cosa conosceva anche il ministro, perché ogni cosa che diceva faceva secondo No, ma lei fa sempre così. Quando ci siamo conosciuti stamattina si sarà inchinata 1000 volte e ho detto signora per favore, che siamo stati per 20 minuti a fare, ecco così, guardate, purtroppo in radio non si vede, io facevo così e lei pure, per essere coordinati, perché sennò c'era la russa e la giapponese, certo, vede. Questo è umorismo proprio. Peccato che non si vede la pelle d'oca in radio. Sì, infatti. Il pelo sullo allora, abbiamo notizie, scusa Toshiro, come hai detto che eri? Junko. Io sono Junko. Junko, è bellissimo. Junko. A me mi chiamano Jumbo. Sai cosa significa Junko in italiano? Significa san e significa signore oppure signora. No, Junko san. No, Junko significa Junko. Junko significa pura bambina. Pura bambina. No, in italiano Junko significa un giunco, cioè stelo. Senti, ma come si albero, traduce fiorello in giapponese? Fiorello sarebbe piccolo fiore. Piccolo fiore. Come si dice? Com'è? Shisai ohana. Sono io? Sì, carino! Kawaii! Kawaii significa carino. Sembrava quasi bergamasco. Allora dilla completa, fiorello carino in giapponese, com'è? Fiorello san significa piccolo fiore. Anche piccolo. Shisai ohana. 3 volte si vuol dire sempre la stessa roba. Shisai ohana kawaii. Ecco, cos'è quello lì? Significa carino. E tu quando devi dire carino a un ragazzo gli fai Se sei in Tirolo fai così. La Sandronilo sai come si troverebbe in Giappone? Preciso. In Tirolo sono tutti cinesi, sì, infatti. Giapponesi. Senti, conosci quello che c'è sta alla tastiera? Certo! Come si chiama? Come lo chiameresti in cinese? Come si chiama? Enniko-san. Enniko-san, tu sei. Enniko Morricone, infatti, vedi che suona. Va bene, Junko, stai qui con noi. E ogni tanto Grazie ti chiediamo mille, qualcosa. veramente non dimenticherò mai tutta la mia vita. Tutta la tua vita, va bene. E i bianchi. Siamo con te. Nella vita c'è i bianchi. E poi i bubi. Oggi non ne veniamo fuori. Allora, dobbiamo cominciare. Sì. Abbiamo qualche cosa. Sì. Allora, chiedo scusa perché ci dobbiamo collegare. C'è una notizia che ci ha incuriosito molto. Sì, che tutti gli azzurri sono andati in giro per la Svizzera. Gli azzurri, si parla di nazionale. Della nazionale, avevano il giorno libero. Ce n'è solo uno che è rimasto a letto. A dormire. A letto. Indovinate Cassano. Chi è? Antonio Cassano. Antonio Cassano. Quindi adesso noi ci siamo incuriositi. Incuriositi e sentiamo che cosa. Esatto. Che cosa dice? Veramente ridere quando chiama lui. Sentiamo, Pronto? Pronto? Ciao Antonio, la radio, viva Radio 2, viva Radio 2. Un attimo. Come stai? Bene? Aspetta un attimo. Sì, ok, vabbè. C'ho la radio qua. Sì, vabbè. Non Cimaffè, niente. Senti, chi c'avete per casa a Badanduolo, va? Sì, lo vuoi salutare? No, gli voglio dire una
Ti ricordi quando faceva il tarroncello? Sì, mi ricordo. E da allora che gli voglio dire che mi faceva cagare. Ma scusa, cioè, ma perché rideva tutta Italia? Stavo per dirtelo io. No. Rideva tutta Italia. Meno che lui. Quello prendeva a noi pugliesi, prendeva il culo. Beh, per i fondelli. E noi non ridevamo per una cippa di niente. Vabbè. Se fosse passato per bar allora sì che si rideva, guagliò. Perché, scusa? Niente, meglio ancora se veniva con qualche parente femmina. Vabbè, adesso... Però che non assomigliava a lui, perché non c'è un limite anche alla vendetta. No, va bene. Ma mi sono sfogato. Che ti sei sfogato? Con la P, sfogato. Sfogato, vabbè. Senti, parliamo di ieri. Senti, chi c'avete poi? Per chi verrà? Morgan. Non lo conosco. Aran Quartet. Chi? Aran Quartet. La musica classica non mi piace. Vabbè, ok. Senti, volevo chiederti, perché tutti sono... Perché tutti? Sono usciti e tu sei rimasto a letto in albergo? Quando? Ieri. Veramente? Sì. Un attimo. Sono rimasto a letto io. Sì. Questi sono i tuoi cugini cassonetti, va bene? Vabbè, sono rimasto a letto, voglio. C'è scritto anche con chi? Come con chi? No, non c'è scritto con chi. Scusa, se i miei compagni vanno a fare gli scemi in giro per i 4 cantoni, sono fatti loro. Sì. Io ho preferito dare 4 cantonate a una. E chi era questa? È una svizzera. Come si chiama? Si chiama Catherine. È una che l'ho trovata là. Dici che è sposata con un siciliano? Ah sì, Svizzera sposato un siciliano. Ma tu non sai. Ma lavora con noi questo siciliano. Così dicono. Ho capito. Ma tu lo sai, l'ho vista. Sì. L'ho presa. Sì. L'hai presa? La tiravo in aria. Catherine si chiamava, Ho capito. Dice suo marito fa l'attore. Sì. Io mi sono sbagliato, può essere autore. Autore, sì, può darsi. Ce n'è uno qua. Se vuoi ti dico anche il cognome. Si chiama Bozzi. Sì. Fate finta che non ho detto niente. No, va bene, ok. Fate finta, comunque dato un cazzottone, meritava. Chi? La Catherine. Dai, raga, andiamo avanti, che dai. Andiamo avanti, senti, ti stai preparando per la partita di venerdì? Ancora? Come ancora? Un'altra partita, cioè. Certo. Ma quale cazzo dura sto campionato? Sì. Ma guarda che è un campionato europeo, Parli col signorante. Ma ti sembra che la Svizzera sta in Europa? E qua paghiamo tutti in franchi. Ah sì? Se fossimo in Europa, pagherei con l'euro. Hai ragione. No, lo so perché quella di ieri sera, la signora, gli ho dovuto dare dei franchi. L'hai pagata con il franco. Vabbè, dai. Lascia stare. Ma ha detto che voleva pure la mancia. Ah sì? Vabbè, comunque venerdì, sai, no? Giocate contro la Romania, giocate. Venerdì? Sì, è venerdì. venerdì. Con tutti i giorni che c'è, proprio venerdì. Si può fare di giovedì? Non si può fare di giovedì. No, perché? Venerdì, no, perché quella purtroppo è venerdì. C'è il marito che non torna a casa. La Catherine, ho capito, sì. Dice che c'è una festa di fine lavoro. Ho capito, allora. È vero, noi quando uno se le cerca. Sì, c'è. Dai, andiamo avanti, poi. Sì, no, doveva andare avanti che fa più ridere. Dai. No, dai, senti. No, dai avanti. Tanto mi sa che non giochi, Abbiamo letto che la coppia d'attacco sarà Tony Del Piero. Davvero? Sì. Un attimo che chiedo al cassonetto. Sì. È il cassonetto con le corna o quello senza? Quello con le corna. Ho capito. Senti, mi sa che a Donadone non gli piace la Svizzera, voglia di tornare a casa, Io con Tony e Del Piero in attacco non giocherei nemmeno con la PlayStation. Vabbè, adesso che c'entra? Come me ne fotto, perché qui in Svizzera mi diverto come un bazzo. Ah, sì? Ma lo sai? Che c'è? C'è del limite di velocità a 120. Vabbè. Lo sai che ieri ho preso una multa per eccesso di velocità parcheggiando? Certo. Mi ha fermato un cazzo di vigile. Mi fa, lei ha detto, lei andava troppo veloce, gli ho risposto, no, andavo troppo piano, perché se andavo veloce non mi vedevi neanche, sentivi solo lo spostamento da. Grazie ad Antonio Cassano. Salutaci Catherine. Vabbè. Sei bastante in Svizzera, scusa, sì, Diego. È stato sì.
Ma questa Catherine di questa se ne parla perché... se ne parla? Sì. Vabbè, infatti un'altra volta Catherine Deneuve. Infatti ha 5 cantoni, no? Allora basta. Salutiamo Catherine, salutiamo la Catherine, moglie di uno dei nostri autori. Che noi conosciamo benissimo. La salutiamo. Adesso ho capito chi era. Francesco Bozzi, che vive proprio in Svizzera, perché lui palermitano, si è sposato con una Svizzera, pensa la cosa bella per lui è che le figlie vivono in Svizzera e parlano tedesco. Quando lui arriva a casa, Piccinino, come sta? Sei tutt'e via, esatto. Guarda come se la ride cazzuto lì, Tosciuto, Toshiba, com'è? Giunco. Cazzuto, da Giunco Cazzuto. No, Cazzuto chi era? È il fidanzato suo. Era suo marito. È un calciatore. Ma che Cazzuto un giocatore? L'hai mai sentito? O un motociclista, ti giuro su Dio. Cazzuto? Di nome. Cazzato. No, incazzato, è Cazzuto, ti giuro. Allora qualcuno ci mandi un SMS, perché sennò... Se conosci sto Cazzuto, se no ce ne saranno anche in giro, ma non sembra che uno voglia fare una battuta. No, ma c'è un attore hard che si chiama così. Andiamo avanti, che c'è? Baldini, dai, Cremonesi, diglielo te. Allora, lo dice lui. Allora, signori, attenzione, lo sto vedendo entrare, arriva Morgan! Eccolo qua, Wikipedia, scusa Morgan. Chi è Cazzuto Sakata ed è Tokyo, ex motociclista giapponese. Scusate, vedi, non sapevo, con la K. Cazzuto è il nome e il cognome, Giunco, Cazzuto è un nome o un cognome? Nome. Nome. Chi c'è un santo che si chiama così? San Cazzuto? Com'è? No, Cazzuto San. Tu hai amici che si chiamano Cazzuti? Cosa che sì. Anche in Italia mi trovate? Sì, di Cazzuti. Ragazzi! Allora, scusa Morgan, perdonali, non sanno quello che fanno, fanno un po' di cazzute. Ecco. No, io vorrei fare innanzitutto i complimenti pubblicamente a Morgan per come si è posto, posso dire alla giovanotte, come ti sei posto, la pace, la postura. No, ti sei posto in un programma come X Factor, non era facile. No. La tua posizione di Morgan dei Blue RT non era facile, da musicista non era facile. Tu invece sei riuscito a mantenere quello che sei, però secondo me il pubblico ti ha anche conosciuto e apprezzato sotto un'altra veste, quella dell'ironia, quella della, possiamo dirlo, Cazzuto, scusa Giunco, sta sempre a fare con la testa così, è a prova, d'accordo con tutto, è che deve andare su e giù con i cagnolini delle macchine. Quindi non sono quelli, io ogni volta che Morgan diceva qualcosa di musicale, io ero sempre d'accordo. Guarda mia moglie, salutami Morgan, mi piace il suo stile gotico. In che senso? Perché gotico? Perché sarò molto motociclista. Non so. Senti, conosci Cremonesi? Cremonesi? Di Milano anche lui? Sì. Certo. Ma avete mai suonato insieme? No. È un chirurgo. Senti ragazzi, perché non è il momento. No, non parliamo di chirurghi in questo momento. Cosa bisogna fare adesso? Niente, non fa nulla, però si chiacchiera. Volevo ringraziarti per questo complimento che innanzitutto essendo tu molto bravo, più bravo di me, benissimo che tu. Hai sfondato, diciamo un complimento sfondato. Non è difficile però, non è così difficile. No, perché non lo so, basta essere se stesso. Ma sì, cioè di pirla che c'è in giro non è difficile. Male che vada vai fare. La cosa che non è difficile, cioè dipende, è che comunque ho fatto una cosa che in qualche modo, cioè, conosco e mi piace, diciamo che ma hai lavorato bene però, ma che non è seria la trasmissione, qua si può dire anche delle robe. Serissimo. Senti, scusa, io però Morgan, a parte che poi Morgan si metterà al piano e canterà, farà delle cose sicuramente. Cremonesi ha delle richieste da fare. Io sto a tutto quello che richiede. Però io voglio una cosa solo da Morgan. Io voglio cantare, tu mi devi sentire con la cuffia, poi io finisco di cantare e tu mi devi di tutte quelle cose che dicevi a loro. Sei un po' calante, però l'approccio alla canzone non è così, perché tu non mi puoi arrangiare una canzone così, troppe fioriture.
c'è sta cosa delle fioriture. Si chiama Fiorello lui, bisogna dire ai giovani, quelli che cominciano a cantare, due cose che io odio profondamente. Una odio io, quella del microfono. Quella del microfono no, quella del microfono bisogna levarla, e poi soprattutto. Ma gli altri da casa non hanno capito quella del microfono. Cosa vuol dire? Quando si usa il microfono a mo' di zufolo, cioè che si si suona a mo' di perché una volta lo fece Whitney Houston a Sanremo, una volta, ma lei non lo faceva solo per il microfono. La zufolatrice. Avete impostato voi così. Certo. C'ha ragione. Un'altra è quella che è anche una canzone semplice, tipo Sapore di sale. Sì, anche in questa. Sembra il cagnolino con delle macchine che stanno dietro. Brava Giunco, brava. Enrico, anche una canzone normale, tipo semplice, Sapore di sale, Sapore di mare, si tende a sapore di sale, sapore di mare. Ma questo dopo l'ictus, perché sennò non si capisce se uno che canta così. Certe canzoni vanno cantate in maniera semplice. Pulita. Sì, voglio farvi sentire una canzone pulita. Un grande pezzo di Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, interpretato da due grandi artisti che un giorno si sono ritrovati insieme, non si conoscevano, non vi dico niente, io vi faccio solo sentire il pezzo. Non arrossire, Giorgio Gaber, eseguita da questa è Orietta Berti. Quando ti guardo, sentite la perfezione. Ma ferma il tuo cuore. Con chi starà duettando Orietta Berti? Chi sarà al suo fianco? Non aver paura, Morgan! Di darmi un bacio. Capito voi? Stammi vicino. Senti come l'hai fatta bene. E scaccia i timori. Sentite, semplicità assoluta. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me. Senti che roba. E poi lasciati andare. Che pezzo, Cenerentola. Come faccio l'Aram? Non indugiare, si fa del male, se puro è l'amore. Un po' di calipso per passare. Se puro è l'amore. Calipso è così. Questo è Diego. Mio amore. Attenzione, l'avvocato di Whitney Houston, visto che faccio la battuta, ascolta la radio e avvisa: Houston, abbiamo un problema, dobbiamo fare causa ad Abbadantuono. E la prima bottiglia di vino se n'è andata. Si sente, guarda che si sente, che oggi siamo particolarmente verbosi, esattamente, euforici. Dico, è molto euforici. Senti, vuoi presentarli tu? Sì, gli eufonici invece. Signori, sono con noi veramente un gruppo di ragazzi bravi, molto bravi del Salento, molto belli, molto buoni, molto generosi, molto umili. Yaran Quarter! Ciao. Grande, guarda, avete già le fans! Avete già le fans? Come assurdo? Lei, Giù. Ma ormai avete fatto il disco, avete fatto. Diego, sì. Adesso sentirai. Allora sentite, io seguito. No, seguivo. Voi vi siete conosciuti a scuola, no? Siamo salentini di 4 comuni diversi, l'unico di Lecce Città è Raffaele, poi io sono di Squinzano, Gallipoli Michele, Galatina Antonio e Raffaele Lecce. C'è un microfono spento, ma quello è un optional. Ma di dove? Di tu i 4 Lecce, Squinzano, Gallipoli, Galatina. Ma no, mi sento già in vacanza, ragazzi. Cassano c'ha la pelle d'oca. C'ha veramente la pelle d'oca. Ragazzi, io andrei subito al sodo, poche chiacchiere. Che dite? Che dite? Li vogliamo sentire? Morgan, che fai? Vai te con loro? Guadagno il piano. Allora, Morgan guadagna il piano. Gli Aram guadagnano il palco, Baldini come al solito uno guadagna la cifra. Esatto. Allora, siamo pronti? Cosa ci fate? Non mi dite che mi fate i Queen? No?
Fate qui, beh ragazzi, Bohemian Rhapsody. Sì. Dei Queen. Iniziamo da Queen? O prima vogliamo partire più là? Ok, allora accendiamo il pianoforte di Morgan, gli Alan Quartet, viva Radio 2. Attenzione, i tempi giusti perché quando si fa live il vivo è così. Ecco Cremonesi che dà diritte Morgan. Ha preso il testo della canzone di La Russa. C'aveva il testo di La Russa. C'è molte affinità fra i... Attenzione, signori, si parte. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Time for the lightning, very, very frightening thing. Galileo, Galileo, Figaro. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. I'm just a poor boy from a poor family, staring at life on this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, love me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil for a sign for me. For me. Without Word. Volta sarebbe giusta perché era la prima volta che la suonavo in questa tonalità. Posso dirti una cosa, Morgan? Devo farla con i ragazzi che l'hanno provata di Cremonesi? Sì. Forse sono meglio. No, ma tu, posso dirti una cosa, ma tu hai un orecchio troppo sopraffino, perché noi comuni mortali abbiamo sentito qualcosa di pazzesco, io non so cosa hai sentito. No, io se hanno fatto una nota giusta, ragazzi. Ma Morgan... mi perdonate? Ti perdoniamo. No, da casa dico, perché qua si vede che c'era un po' di euforia, però, cioè, da casa... Comunque non sei tu, è il piano che è così. Sì. Il piano è proprio... No, chiunque viene lì a quel piano dice che c'è qualcosa che non va. Invece il piano è stupendo, mi piace tanto, anzi posso portarlo a casa? No, pesa un po'. Allora a sto punto suono da solo. Dai. Signori, Morgan in assolo, canta quello che vuoi. Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind. Sì. Nothing really matters to me. E questa è la parte che mancava in X Factor perché non c'era tempo. Ti faceva così, va? Mamma, non so le parole. Put a gun against his head. Pulled my trigger and now he's dead. Mama, life had just begun. Hey! But now we've got to stop. Vai Morgan! It means to make you cry. If I'm not back again, there's time tomorrow. Carry on, carry on. Nothing really matters. Ladies and gentlemen, Morgan! Ecco. Morgan canta di pancia.
Di pancia. Di pancia. Anche Diego sa cantare di pancia. Solo di pancia. Dopo ci fate tu sai cantare in un altro modo, ma non lo dico. Sì, lo so, infatti. Ci fate per Elisa il vostro pezzo d'esordio a X Factor, quello lì non era. L'esordio era Bohemian Rhapsody. Scusa, chiedo scusa, non volevo, sai, oggi tutte le cose che ci abbiamo avuto. Tra l'altro mi dicono che c'è un piccolo problema, la russa. C'è un problema. La russa se n'è andato? Sì, ma sta chiamando. No, pare che stia chiamando, abbia dimenticato qualcosa, sì, esatto. Non so che cosa, un attimo solo. Sentiamo? Sentiamo come mai ci richiama. Pronto, ministro? Baldini, senta. Mi ero messo una sveglietta per ricordarmi una cosa importante che dovevo fare alle 15, ma non la trovo più in tasca. Non è che l'ho lasciata lì. Ci dica un po' come sta sveglietta, ministro. Un telefonino, un palmare, una elettronica. Baldini! No. Non sia ridicolo. Perché, scusi? Il palmare è da effeminati, ecco. l'agendina elettronica è da debosciati. Sì. Che cos'è? Vabbè, scusi. No. Dai, io se mi devo ricordare un appuntamento uso una bomba a mano. È comodissima, è comodo. Così non corre il rischio di non sentirla. Ma certo, quando sento l'esplosione mi porto una mano alla fronte e dico, ah già. Dico che so, magari non si è dimenticato di comprare i sofficini all'Anaconda per mia moglie alla barba. Oppure, che ne so, uno si dimentica, devo acquistare, che ne so, le gomme per il mio nipotino, è un storgio. Che gomme li compra? Le Brooklyn, le Big Bubble? Baldini, a mio nipote io faccio masticare solo gomme Bridgestone. Certo. Ma non normali, devono essere da motocross col battistrada alto, così la mascella si tempra. Senta, ministro, noi la stiamo cercando sta bomba, ma non la, che ha dimenticato, ma non la troviamo. Cioè faccia attenzione, l'altro giorno in 4 sono saltati su una mina che doveva farmi da promemoria e io le mine le uso al posto del post-it. Minchia, sono saltati in 4, e cosa si doveva ricordare, scusi? Di comprare 4 salti in padella per la cena. Certo, in 4, è vero. Guarda Baldini, sono semplici associazioni di idee per la mia memoria indaffarata. Sì? Insomma, qualche perdita umana può essere anche tollerata. Certo, pensi che ieri ho dovuto impiccare 10 sacerdoti in Vaticano per non dimenticarmi di comprare gli strozzapreti, guarda. Senta, si può dire che i suoi metodi possono essere rudi o discutibili, però funzionano, insomma, ecco, efficaci. Sì. Mi piace, Baldini, mi piace che lei ha capito. Infatti. Senta, ora che trovo la bomba che ho lasciato lì, la tenga lei fra le gambe e mi chiami quando esplode. Senta, la chiamerò sicuro. Ma cosa deve ricordarsi di comprare, scusa? La marmellata di Maroni. Grazie al nostro ministro. Eccola. Eccoci. Senti, possiamo mettere ti faccio sentire una canzone, Morgan. Noi intanto mettiamo anche dei dischi, ogni tanto. Quale mettiamo, Cremo? Mettiamo Sole Nero? Dai. Sono tutti i ragazzi che magari hanno fatto i provini per X Factor, non sono cosa? No, c'è. La deve cercare, aspetta. Allora, mettiamo, è una cosa. Suonaci sopra, Cremonesi, rafforziamo l'arrangiamento se ci siete, anche voi, ragazzi, Arancuore, se sopra ci volete cantare qualcosa, potete farlo. È una, non so che stile è, una samba? Sole Nero? Beh, sentiamo, vai. Sole Nero! Sole Nero! Vai! È una samba, ecco. Senti che tempo ha. Io che mi chiedo se il sole potesse dar fuoco a quegli occhi che hai. Anche Diego parteciperà a questa. Quell'eterea speranza che un giorno diventi un istante per noi. Noi, cavalieri di una senza libertà, che la fiamma in testa spegne ancora in me. Siamo figli di un sole nero che sono due fiati.
strumento di Diego. Certo, è uno strumento simile al fiato, però no. È il levare. Mi sono perso che fece cambiare il tuo io. Il mio corpo si modifica per te. Uno cenere alla cenere verrà. E siamo figli di un sole. Li avresti presi a X Factor? No, dai, non mi piace. Lo dico prima, c'è una base. O è perché è appena sveglio o perché non gli piacciono, la faccia è strana. Non piacciono, non gli piacciono, no. Guarda, grazie al Sole Nero, grazie. Siamo già morti. Posso dire una cosa? Nascere, allora, secondo me il 70% di cantanti professionisti che ci sono in Italia a X Factor non sarebbero entrati. No, anche l'80. Sì, no, sì. Ma perché? Perché non sarebbero. Perché volevano il grano, già prima. No. Non sarebbero, da sconosciuti non sarebbero entrati. Guarda, sarebbe entrato Mango. E qualche altro. Mango sarebbe. No, Mango non mi toccare Mango. No, me lo mangio. No, sembrava. No. Però ti piace. Mi piace. Risponde tutto in musica. Dimmi. Mi piace molto Mango come canta, devo dire. Secondo me sarebbe entrato Mango. Poi sarebbe entrato anche Vasco, sarebbe entrato. Perché sì. Vasco sconosciuto? Vasco sconosciuto. Che arriva lì e ti fa, non lo so. Perché vita spericolata. L'X Factor, a mio avviso, proprio per come lo interpreto io, che ho saputo in Italia cosa fosse, è quella cosa, che quella scintilla, quel quid, no, che hanno soltanto coloro i quali hanno qualcosa da dire. Ma non è la tecnica. L'avete detto per 4 mesi. Non è la tecnica. Non abbiamo capito che cazzo era lui. Ma non lo so io. Quello lo diceva la Simona Ventura, lei convinta. Spesso ti dava Morgan, scusa, facciamo un esempio. Vasco ce l'ha, al di là della tecnica canora. Secondo me non era difficile capire che ce l'aveva, perché non è che è andato male ultimamente. Si intuiva che ce l'aveva. Facciamo un esempio adesso, ok. Enrico, dai, fai finta che devi fare il provino X Factor e Morgan ti ascolta. Canta un pezzetto dei tuoi efebici. Sì, dai. Ma una cosina di Michael Jackson. A cappella, sì, però. No, lui si aiuta. No, X Factor tutto a cappella, non si può. Lui non può. Allora già escluso a priori. È escluso a priori. Già escluso a priori. No, dai, facciamo finta. Finta col piano, vai. Sentilo bene, Sì. Vai. I wanna make a change for once in my life. Già fiorisce. Gonna make non mi ricordo le parole. Gonna make it una roba li chiedi di fare, non alza, fai un po' di cose, sennò. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his way, and no message could be any clever. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make it change. Scusa, take a look. Sì, take a look. Allora, Michael Jackson che lo stava strangolando. Certo, non sta male. Dimmi, Morgan. Dunque, un po' di orpelli, devo dire, nel modo di cantare, nel senso che quelle che abbiamo chiamato fioriture si possono chiamare abbellimenti, però lui lo faceva per imitare Michael Jackson. Devo ammettere che non mi dispiace la timbrica. La chiami timbrica quella? Sì. Quella roba? No, non lì, all'inizio del pezzo. Prima di cominciare, vedi? Durante le pause. Come da rivedere, l'avresti rimandato. No, sicuramente ha un bel senso del ritmo nel modo del fa quel mestiere di cioè, io sto partendo dal presupposto che non so che lui fa il musicista, me lo trovo davanti così, che canta così davanti, fa spavento. Prima di tutto scappi, dopo che la Maionchi avrebbe detto non capiscono, non so, capiscono. Porta la Maionchi. Vedo perché mi deve un pensiero così. Michael Jackson ce l'abbiamo già. Collocazioni, non so. Lei è la russa donna, secondo me. La Mara. Il russo. Allora. Senti, pubblicità. Abbiamo una pubblicità, ragazzi, anche noi abbiamo la pubblicità. Grazie Sao Valsania, direttore di Rai 2. Ti vogliamo bene, molto. Vai. Quando vuoi, Ci risiamo, Diego D'Antuono,
Morgan. Viva Radio 2. Allora io mi sto preparando psicologicamente a cantare davanti a Morgan un pezzo in italiano. Sai cosa ho scelto? Da fare davanti a te, Ritornerai di Bruno Lauzi. Che bel pezzo. Molto bello. Un arrangiamento. Guarda, già la scelta determinava secondo me il mio pregiudizio di giudizio. Ah sì, se io fossi arrivato con Ritornerai già dicevo, questo è bravo. Ah sì, Vedi? Sì, perché io c'ho lo Y. Sai che mani erano questi qua? Io c'ho lo Y factor, c'ho dentro. Però dopo ci prepariamo. Il C factor. Perché prima intanto Morgan, ricordiamo che Morgan ha fatto un CD che si intitola È successo a Morgan. Che ti è successo, Morgan? Mi è successo tutto quello che canto in questi dal 2002 al 2008 ed è praticamente una prima raccolta delle mie canzoni come autore dopo il Blue Vertigo, insomma la fase, diciamo, l'era solista. Però siete tornati insieme adesso. Ho visto tu sai che lui dovrà passare anche l'esame Paolo Fava? Sì, lo so, tra un po' arriva Paolo. Dovrai duettare con Paolo Fava, il più grande musicista, il re del jazz. Sì, il re del jazz. Tra l'altro hai fatto anche una cover del nostro concerto di Bini, mitico. Va bene, allora tutto questo dopo, perché tanto oggi abbiamo un sacco di tempo. Voi che non seguite molto la nostra trasmissione, anche voi eravate impegnati, noi stiamo dando una mano ad un attore italiano. Purtroppo. Diego, tu lo conosci? Sperandeo. Tony Sperandeo. Perché Tony Sperandeo purtroppo gli vengono sempre affidati ruoli, sempre gli stessi ruoli, cattivo, mafioso, capomafia, killer. E lui da noi vuole dimostrare che sa fare anche altro. Sì. È vero? Infatti quando ci chiama è sempre tranquillo, docile. Adesso lo chiamiamo. Proviamo a chiamarlo a casa. Sai che un po' che non lo sento, Tony. Un po' che non lo senti, no? Sentiamolo adesso, lo stanno chiamando. Pronto? Sì. Pronto, ciao Tony. Sono Tony. Lo so, ti abbiamo chiamato noi. Volete capire che sono un attore bravo io? Vuoi capire o no? Sì, lo so. Volevi capire? Lo sappiamo. Lo capisci l'italiano? Sì, quasi, sì. E allora? Allora. Mi sono rotto. Minchia, mi fanno fare sempre le stesse cose, l'esattore di pizzo, il picciotto della mafia, o killer professionista, o killer dilettante, o killer precario, o killer a cottimo. Sempre killer sono. Ma secondo te? Baldini, secondo te? E chiedi e ti rispondo. Posso fare un ruolo diverso da quelli del mafioso? Ma certo, puoi fare quello che vuoi. Certo! Devi stare zitto, non date permesso di parlare. Puoi ascoltare senza fiatare. Minchia, devi fare l'attaccante della Romania. Cioè? Moto! Senti, secondo te non posso interpretare un ruolo di un uomo di chiesa, un ruolo di un film d'amore, secondo te? Vabbè, posso parlare? Se non spari minchiate poi rispondi. Vabbè, secondo me puoi rivestire più Moto! Ecco. Rivestire? Ma perché non glielo dice a tua sorella di rivestirsi? Ma perché dici così? Ma perché mi ha preso per lo spogliarellista, mai preso? Ma l'italiano lo conosci? Sì. T'hanno scartato al ceppo. No, perché scusa? Lo so. Cosa vorresti fare, dai? Sono un film di fantascienza. Tipo? Non lo so. Una parte da buono, vediamo un po'. E.T. Certo, bello. Posso fare E.T.? Certo, come no, Lo faccio? Sì, dai, ti do azione, Chuck, tutto? Avanti, vai. Allora, E.T. prima... Fermate un attimo, senti tu con le previsioni del tempo, te stai zitto con questo piano. Ce l'ha con te, Avanti. Allora, fai E.T. Allora, prima, Chuck, azione. Hai iniziato o no? Ehi! Devi stare zitto, capito? Fai minchia, non so se hai iniziato o no. E quello all'inizio di tutta la scena, che ti arriva così. Certo. Tu sei sopra il pensiero e lui ti arriva. Allora tu dici minchia, certo, giusto. Perché io tra me e me che dico. No, certo. E allora? Vai. Io sono solo e sto camminando, va. Sono solo e cammino. Esisteranno gli extraterrestri? E che minchia lo sa? Vabbè. Minchia! Ma tu chi sei? Minchia sei verde, ma sei un leghista! Che minchia sei tu? Minchia che brutto! Moria, minchia mi somiglia a Calderoli! Moggi, come ti chiami? Come? E ti? Salute! Ma così? Ma che schifo di nome! Minchia Giuseppe gli faceva schifo ai tuoi! Ehi, e te che sono le iniziali? Come ti chiami? Enzo Giapani? Così! Minchia, hai gli occhi enormi! Minchia, mi ricordo Cocozza! Questo è più suo. Ho capito, minchia, e te, telefono casa, mi hai rotto la minchia!
Anche lo scienza parole tipo levati dalla palla, no? Grazie Tony, perfetto sei, è stato perfetto. Stancato, però. Sì, ci credo io. Grazie a Tony Sperandeo che ha recitato. Morgan, adesso non sono avvantaggiato però. No. Dopo Sperandeo è dura. Ok, vai. Allora ci siamo. Mi presenti? Signore e signori, dai. Come ti chiami? Rosario, ragazzo. Fiorello di cognome. Rosario Fiorello, in questo momento sei Rosario Fiorello? Sì, ma perché ti devo presentare? Come fai? Perché ti devo presentare? Come fai a X Factor? Ma io non mi presento a X Factor, quando fanno i provini. Come no? Quando fanno i provini. No, che allora vuol dire che hai già superato il provino. Certo, sta scherzando. Scusa, dobbiamo fare il provino? No, io canto e tu poi giudichi, capito? L'esecuzione. Questo sì, ma noi siccome non ci interessa tante fatto, andate al sud. Allora, un ragazzo che viene da dove vieni? Dal sud. Viene un ragazzo che viene dal sud. Catania Sud, già proprio neanche il nord. Estremamente caliente, una brava persona. Mi chiamo Fiorello Maiello. Uno che ha anche ha avuto i suoi trascorsi, è veramente. Ok, so io, basta. È Fiorello. Vai. Rosario Fiorello. Vai. Vado? Oh, però senti attentamente, perché sennò. Caro amico, ti stiamo bene. No, non è quello, Che brava quella. Scusa, Ritornerai, lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te. Scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre. Riderai, quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. Era un mio amico carissimo, però era molto spiritoso, quindi ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. Che fiati, ritornerai. Ecco, adesso c'è la disamina. Vuoi che sia serio veramente? Serio veramente mi fai serio veramente? Dai. No, serio nel senso aderente a quello che dico, cioè conforme, come dire, allineato a me stesso. Sì. Appiccicato, cioè che non dico cazzate. No. Allora, il pezzo originale. Diego, fammi sentire, io sono venuto qui apposta per questo. Eravamo rientrati nel il brano è originariamente un bolero, è un tango, però un tango non originale, spurio. Bolero. Bolero di reverb. Che lui giustamente con la pernacchia ci ha ricordato che era un tango. Che era un tango bolerato. Allora, tu l'hai cantata baglionata, non bolerata. Io baglionata? Tu l'hai baglionata. Se lo dice lui. Ti dico una cosa, allora vado un attimo al piano. Vai.
Oh no, Morgan, te lo spiega. Morgan, te la fa baglionare lui al piano. Baglionamela. Vai, baglionato, sentiamo. Ritornerai. Tu l'hai morganata. No, è baglionata così. Lo so, ritornerai. Lo so. Ed è per questo. Ma perché non canti così? Guarda che canti bene. Tutti quelli che fanno baglioni gli viene meglio di quello che facevano prima. Senti. Ti fa sentire. Certo. No, ti fa sentire come andava fatta. Chiunque fa una come andava fatta? Come andava fatta? Facci sentire come andava. No, baglionata nel senso, è una questione di tempo, non tanto di timbro. Adesso io ho scherzato a imitare Baglioni, però di ritmo, perché loro l'hanno fatta tipo ballad. Sì. Cioè diventa. Perché noi siamo un po' ballad. Più quella cosa che ti permette allora di cantarla. Ritornerai. Cioè, un po' concitata, un po' come dire, quando tu hai fatto una frase perché eri distratto da lui che faceva la pernacchia, lei cantata giusta perché ti eri distratto, ti eri dimenticato di cantare e sei andato di corsa. Questo è il Morgan che voglio io, sono andato di corsa, bravo. Ti devi distrarre tutta la canzone. Sono contento. Ti senti sola. Basta farla come l'auto. Ma pensa se te la ramazzotto, guarda, vai. Questa però si presta un altro. Ritornerai. Lo so, ritornerai. Perché non la baschizzi? E quando tu baschizziamola. Se la baschiamo è facile. È precisa? E sono le cose che volevo poi ritornare. E ritornerai questa sera. Insieme a? Ritornerai. Lo so, ritornerai. Vedi, è precisa. E sei morandata. Battiatata come sarebbe? Battiatata? Ritornerai. Guarda, battiatata è meravigliosa. Sono cose che mi piacciono cantare, certo, anche nei momenti. Sì. Sentiamo, maestro. Ritornerai. Lo so, ritornerai. E quando tu c'è l'eco. Sarai con me. Ritornerai. Falla come la farebbe Cacà. Chi? Com'è? Non lo so, come tu, fallo te. No, nel senso, tutta la morandata. Diego! Veniva bene così. Ragazzi, rifacciamoci. Scusa, Morgan. No, le mie. Rifacciamoci le orecchie. Sì, dai. Aran Quartet, dai. Per Elisa. Senti qua, Diego. Non gliela fa per Nacchia qua. C'è un disco che No, sì. Sentite.
Quartet. Ben presto leggeremo le classifiche e vedremo nei primi 10 gli Aran Quartet. Caro Morgan, cominciano a sentirsi ragazzi di X Factor nelle radio. Ho sentito la Giusy a RTL. Col soprano, con l'inedito. Col soprano. Beh sì, la Giusy piace molto, devo dire. Infatti io ho avuto un po' di paura. Ecco, quando che tu mi hai vincesse detto baglionato, ecco, lei si dovrebbe Winehouse-izzare leggermente. Leggermente dal vino, vuol dire. Sì, esatto. Esattamente. Brava, brava, però c'è sempre un po', sì, un po' molto. È un po' molto, anche però. sì, devo dire che però non bisogna dirglielo continuamente perché sennò lei dopo diventa sempre di più. Va in fissa. Va in fissa, allora bisogna dirgli, non dirglielo, non fargliela dimenticare. Non abbiamo detto così. Invece voi siete. No, loro sono versatili. Secondo te qualcuno di X Factor a Sanremo quest'anno sarebbe una bella vittoria? Io penso di no, però sarebbe il caso di tenere distinti gli ambiti. Ah, tu non vorresti. Secondo me sono due cose molto diverse ed è bello che siano diverse. Lui vuole che non abbiano successo perché gli piace avere degli artisti di prestigio. È solo che gli artisti gli girano un po' i maroni perché non lo so, probabilmente le case discografiche poi fanno sempre dei bei pastrocchi che mischiano tutto, non hanno idea di soprattutto in Italia dove comunque il mercato è quello che è, per cui alla fine si cerca di fare il possibile, per cui ovviamente un artista bravo gli dice proponi sempre di andare a Sanremo e lui si propone sempre, no? Sai, lì qualche copia si vende comunque una bella vetrina, un bel passaggio, le solite cose. Comunque facciamo i complimenti a parte gli Aran Quartet a tutti i ragazzi X Factor perché hanno dimostrato che l'Italia è piena di talenti. Ieri sera per esempio ho cantato a Roma e c'era anche Ilaria, l'ho invitata a cantare un pezzo a Ilaria. La tua ragazza? Un pezzo di Gino Paoli. La tua ragazza? La tua ragazza è la canzone che abbiamo fatto. Ma non ci credo. No, scherzo. Come ne esce bene però, come ne esce bene. Lo so, insomma, qui non facciamo gossip. Noi di gossip non facciamo non fate gossip. Ilaria è una brava cantante di X Factor, che è stata eliminata. Allora, siamo ormai in chiusura. Oggi è stata una puntata tipica tra pernacchie varie cose. È colpa mia che era tipica, ma una pernacchia, ma hai chiesto di fare una. Dai, fare un altro. Posso dire una cosa? Le pernacchie di Diego sono artistiche. Certo, vero? Sono esposte al Museo di Londra. Come direste pernacchie in Giappone? Come fate le pernacchie in Giappone voi? Mi posso ripetere un attimo? Sì, la parola pernacchia. Sono un po' distratta, scusami. La pernacchia. No, fagli fare proprio la pernacchia. In giapponese come si dice? La pernacchia è questa, guarda. Onara no oto suru. È facile. Faccia una in giapponese lei, provi lei, io faccio in italiano. Io donna giapponese non posso fare. Non può, deve fare karakiri poi, non si può. No, la donna giapponese lo fanno con la spada la pernacchia. Non si può. Io donna giapponese non può, è bellissimo. Donna giapponese. Se io uomo giapponese potrei. No, ma uomo pugliese ancora di più. Senti, scusa, Morgan, visto che la puntata mi è andata sul musicale andante, io direi, tu hai fatto la cover di Umberto Bindi. Tu conoscevi Umberto Bindi? Io benissimo, era amico di mia mamma, no, conoscevo da bambino, facevo le luci al derby, facevo il tecnico. Ma dai? Preparavo il pianoforte, sai che c'era un pianoforte a muro verticale. Che anni stiamo parlando? Del 73. Del 73? 72. Senti Morgan, senti questa. Io aprivo il pianoforte, mettevo il microfono dentro, io lo facevo anche per andare sul palco così. Brocolavo qualche che tua mamma, ricordiamo, lavorava al derby, no? Mia madre, mia zia era mio zio proprietario, insomma io stavo lì e lavoravo e preparavo la situazione e arrivava Umberto Bindi. Entrava al buio, poi quando era tutto pronto mettevo il pianoforte nelle condizioni migliori, il microfono, e poi uscivo e entrava lui al buio, e già lì era un rischio perché poteva anche cadere. E si sedeva e cominciava il colpo dell'eco sull'eco del concerto e cominciava. Vai. Sì, lui la faceva più corta. No, è l'originale, Hai ragione, Diego. È il gusto della battuta. Meglio, ecco, non so, qualche cosa. Forse ero più giovane io. Senti.
ancora ti dirò, perché questa è l'originale, la partitura originale. Come c'era il pubblico in sala, lui stringeva, però arrivava un bicchiere di aspetta, adesso inizia. Scusa, siamo pronti? Sull'eco del concerto che insieme ci trovò, ripeterò ancora la strada che mi porta a te. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te, mi rivedrai, vedrai lo sguardo che per me parlò, la mia mano che la tua cercò. Ovunque sei, se ascolterai accanto a te, lui che è appena sveglio, ma il pezzo è bello. Non va fatto di mattina, però è bello. Morgan! E lo trovate su È Successo a Morgan! Grazie Castaldi! Grazie a Ian Quartet! Grazie a Diego! Grazie a Diego Padantuono! Continua! Lo strumento aggiunto! Grazie alla nostra orchestra che parte con la batteria, vai! Grazie a Giunco dal Giappone! Grazie ancora a Giunco dal Giappone! Grazie a Andrea Stella che è qui con noi, vi ricordate la sua barca a vela per disabili? Contattatelo quando volete sul suo sito. Andrea Stella, grazie per essere venuto in questa puntata speciale musicale. Vai ancora ragazzi! E gli Alan Quartet adesso vanno al microfono e improvvisano un Somebody to Love che ci stava bene qua. E l'ultima parola la lascerei a Diego poi. Attenzione! Vai, comincia! Dai. Find me. Allora, each morning I get up a time. Ok. Stand on my feet. Take a look at the mirror. Vai, partite! Non senti? I used to believe in you. Never believe, Lord. Ci siamo? Somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Somebody. Fai nada. Somebody. Tu e poi vi fermate. Aspetta Diego. Diego, tocca a te. Allora chiudiamo la trasmissione con un appello di Diego. Abbiamo un appello da fare, lo sapete, al direttore di Rai 3 Ruffini. Noi siamo fautori di questa causa. Screensaver. Salvate Screensaver, il programma di Rai 3 che sta per essere cancellato, l'unico programma per ragazzi, l'unico programma serio per ragazzi, l'unico programma costruttivo veramente per i giovani in Italia verrà cancellato. Noi non lo diciamo perché il suo conduttore è uno dei nostri autori, ma proprio perché ci teniamo.
vero Diego? Screensaver. Ma anche per lui però. Anche per lui. Anche per lui. Quindi però. noi purtroppo ci rimangono 2 giorni di Viva Radio 2, non possiamo fare altro. Noi facciamo questo appello a Ruffini, il direttore di Rete 3, ci ripensi, magari provi a cambiare orario, magari si chiede alle 9 del mattino dove non ci sono i ragazzi. Non ce ne sono, magari alle 5 del pomeriggio sarebbe meglio. Anche le 6. Quindi dottor Ruffini si mette il cuore nelle mani. O almeno alle 5 del mattino prima che vadano a letto. Almeno quello, quando tornano con i gin tonic. Almeno quello. Sai che ti dico, Diego? È una bella idea. Meglio delle 9 sicuro, le 9 proprio l'ora che ci saluto a Massimino Simbolo anche. Massimino, è un mitico. detto anche bella lì. Allora, grazie a tutti, chiamiamo gli spostati. Ciao ragazzi. Avete sentito il delirio oggi? Meraviglioso. Era un delirio. Chi ci avete come ospite? Sta entrando Nada. Nada Malanima. Sta entrando in questo. Eccola, Nada, vieni che c'è Fiore Marco, Diego Batantuono. Ciao Nada. Aspetta che deve ancora mettersi la cuffia, se la sta. Ciao Nada. Ciao Fiorello. Allora qui c'è Baldini, Morgan, Diego Batantuono, gli Aran Quartet e Enrico Cremonese. Suzuki Giunco. Ma che bella compagnia. Un saluto a tutti. Vogliamo fare un anche coro che inizia tipo e vai! Meraviglioso. Grazie a Nada, vi diamo subito la linea, grazie.